Allora, buon a tutti. In quello è il 18 marzo, che per tutti i milanesi è una giornata importante perché, come le sanno tutti, è il primo di 5 giornate di Milano, dal 18 al 22. E mi sono in piazza 5 giornate, di là in fondo potete vedere corso 22 marzo. Sì, in sostanza, chi le tutte dedicate ai 5 giornate. In sostanza, tutti i strati, chi intorno in tutti dedicati di patriota di 5 giornate. E io so che in realtà venga per una ragione precisa, se della passata chiudi, vedendo se fanno qualcosa al monumento. E giustamente sta in sci. Come potete vedere, è tutto un gasaghe, un roche di bandiere e dei soldati, perché in che ai Wundes fanno la commemorazione di 5 giornate. E dunque, insomma, adesso in 10:40, 10:40, e dunque tra poco si scomincia. Ma mi sono contento perché vedi che a Milano che interessa anche a me adesso di parlare di 5 giornate, che è uno dei capitoli più bei e più interessanti della storia milanese, per me almeno. E pensi anche per tutti gli altri, perché può pensare come lavoro sull'Italia, sull'unità d'Italia, sul risorgimento, su che, soprattutto dell'ambiente, di quel che parla Lombard. È un qualcuno che ha più si deve, che ha di dubbi. Però l'idea di Milano, del popolo di Milano che si leva in pè, e che tacca a combattere contro i tugniti, gli austriaci, e per giunta gli scaccia via, in de per lui, mi pensi che è una bella pagina della storia milanese. Poi vabbè, d'accordo, che sta risorgimento, qualcuno nel disco che è stata una porcata, e che però, in sostanza, è un momento topic, per non dire, della storia italiana, e della storia milanese, e della storia lombarda. E mi pensi che Gen de Vardal con ammirazione per quel che ha combattuto al tempo. Dunque facciamo adesso una qualche altra ripresa. Se vede, come potete vedere, anche i bandiere dell'Italia e di Milano, tutti i cantoni, anche qui. In cui c'è un bel su, che tutti i gonfaloni della regione, del comune, pensi anche della provincia, e che i pulei, i soldati, anche i ghisa, no? E dunque mi pensi che Wundes che sarà probabilmente anche un quel politic, una rappresentanza del comune, della regione, della provincia, per dire ah, è stata bella, è stata qui, è stata là, e però mi adesso andando a studiare, dunque più di mica a vedere. Però vi saluto, vi dico se vi voglia, andiamo a vedere. Dunque, ciao!